pochi giorni fa un asteroide è passato non molto lontano dalla Terra, ma purtroppo è stato, diciamo, è sfuggito ai nostri telescopi. Non è insolito che, diciamo, NASA, ESA non riescono a vedere queste cose. Purtroppo, di certo, lo spazio non è anzi, l'universo non è controllato al 100%. Se ne sono accorti un'ora prima che arrivava questo asteroide, pensiamo un po'. Quindi, diciamo che dopo quello lì di 30 centimetri esploso sul Canada, vabbè, quello era un sassolino, come lo abbiamo chiamato noi, che ha fatto, ma questo qua era molto ben grande, questo si chiamava 2019, ok. Questo sasso era molto grande, era compreso tra 57 e 130 metri, quindi ben 4 volte più grande di quello che ha devastato quella città russa, se vi ricordate. Ciao Andrea. Quindi in effetti è passato molto vicino alla Terra, a 80.000 km dalla Terra, quindi diciamo ciao Gianluigi, quindi davvero vicinissimo. Meno male che è passato ed è andato via, anche perché se ne sono accorti proprio all'ultima ora, quindi non potevano fare nemmeno nulla volendo, quindi è passato molto più vicino della Luna, stava, pensate un po', quindi resta la preoccupazione ragazzi che questi, ciao Patti, questi oggetti non vengono controllati perché questo diciamo asteroide è passato davanti al Sole, quindi essendo il Sole molto brillante non è stato, ciao grazie, non è stato visto diciamo, ciao Mary, dai telescopi perché aveva il riflesso del Sole davanti, quindi cioè non l'hanno visto proprio passare, quindi per questo non è stato osservato, perché quando il telescopio ha girato verso il Sole, giustamente, essendo il Sole molto potente, non è stato visto questo sasso. Vabbè, sasso proprio no, perché questo era grande, più o meno era forse dai 57 metri ai 130 metri, quindi questa cosa avrebbe fatto un bel danno, diciamo, quindi è stato avvistato solamente poche ore prima che arrivava, quindi anche volendo non si poteva fare più nulla in effetti, quindi ci è andata bene. Eh sì, sì, stiamo a posto, sì, questi non se ne sono accorti proprio, quindi è passato. Adesso è uscita questa notizia perché giustamente non ha colpito la Terra, allora ora la possono dire che purtroppo lo spazio, anzi l'universo non è controllato come crediamo noi, quindi è sfuggito ai telescopi. Ma no, no, questo qua è passato davanti al sole, Gianluigi, quindi non è stato, diciamo, siccome è accecante il sole, quindi il telescopio non l'ha visto proprio, quindi quando arrivano dalla parte del sole, ragazzi, è difficilissimo vedere il riflesso di un asteroide, di una cometa, perché il sole è troppo forte. Invece se vengono dall'altro lato, dove non ci sta il sole, allora l'oggetto non identifica l'asteroide, la cometa, come viene avvistato. Quando invece passano da dietro al Sole e arrivano da noi, il telescopio, ragazzi, non ce la fa a riflettere la luce di quel sasso perché la luce del Sole è molto forte, quindi non lo rilevano. E questo è il problema, che quando passano dalla parte del Sole, ragazzi, questi arrivano e non se ne accorgono proprio. Quindi mo è uscita sta notizia dalla NASA e dalla ESA, diciamo dalle enti spaziali, che lo dicono che non hanno proprio fatto a tempo a vederlo. Sì, sì, stiamo messi bene, grazie, sì, sì, stiamo molto messi male, male, male. Quindi diciamo che finché è un sassolino come quello caduto in Canada ci sta pure, vabbè. Ma questo qua, ragazzi, questo era 4 volte più forte di quello che ha colpito la città russa il 2013. Quindi se questo ha frantumato 1000 vetri, questo ne frantumava 5000. Quindi questo faceva un bel, questo metteva una città per terra in poche parole. Quindi fortunatamente è passato via, è andato via. Però è passato più vicino della Luna, ragazzi. Pensate che il campo gravitazionale
lo poteva benissimamente tirare verso di sé, meno male che non l'ha fatto. Perché ragazzi 80.000 km sono davvero pochi. Uno dice vabbè ma 80.000 km sono... No, ma a livello astronomico sono pochi. Diciamo è passato davvero proprio vicino ragazzi. Quindi uno sente 80.000 km si pensa che è molto. No ragazzi, a livello astronomico è pochissimo. Speriamo che è nato così ma non muore così, già lui. D'accordo? È quello come dici tu, sta bene. Ma è meglio, l'ha fatto così, ma speriamo che non lo distrugga così. Quindi ragazzi, come sempre, notizie brutte ultimamente, una peggio dell'altra. Quindi ragazzi, non ci, mo questa supernova è il 2022 che arriverà. Già molti hanno detto che questa profezia era già dagli antichi indù che avevano detto che arrivava Gesù, il Messia, quindi già sta in fermento questa notizia qua di questa supernova. Quindi meno male che mancano 3 anni per il 2022, quindi c'è ancora tempo, diciamo. Vabbè ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona serata e come sempre se ci sta qualche notizia particolare io faccio la diretta. Ah sì, tranquillamente, guarda, vedi, ogni esce 2 o 3 giorni dopo che è passato. Poi se colpisce la terra dicono che non l'avevano vista, quindi come giri, come si dice qua a sud, come giri e come vuoti, hanno sempre ragione loro, quindi non ci puoi perdere tempo. Dicono che l'universo, ma anche è vero, che è vasto, e solo il 5, massimo il 10% dell'universo è controllato. Quindi ragazzi, l'altro 90 è assolutamente un'incognita, non è controllato purtroppo, non abbiamo i mezzi necessari. Quindi come dobbiamo dire che Dio ce la mandi buona. Buonanotte a tutti ragazzi, buonasera, non so se faccio qualche altro video, se esce qualche notizia io la faccio e se no ci sentiamo domani. Buona serata a tutti ragazzi.